Una buona giornata, ben ritrovati dalla redazione di 7 in punto, puntata con due sfaccettature diverse. Ci occuperemo dell'allarme siccità, c'è una grave crisi idrica, se ne parla oramai da settimane se non da mesi, perché è un problema che risale non certo insomma, agli ultimi giorni, e poi volteremo pagina e ci occuperemo di un particolare tipo di teatro. Partiamo però da questo allarme e possiamo farlo quest'oggi grazie alla presenza qui con noi in studio di Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Allora, Ambi Veneto, che è l'Unione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Certo. Lo diciamo solo una volta perché sennò utilizziamo tutto lo spazio per parlare, che ci serve in realtà per parlare di questo problema che è davvero grave. Se ne parla, dicevamo, già da un bel po'. Così banalmente, no? Si è avuto l'impressione che con queste piogge, con le piogge degli ultimi giorni, qualcosa si è migliorato. In realtà, lei mi spiegava anche prima che cominciassimo la trasmissione, c'è un problema a monte. Certo. Allora, la risorsa idrica, o meglio, lo stato delle risorse idriche in questi ultimi mesi ha evidenziato uno stato di criticità molto elevata e difatti i primi mesi dell'anno hanno fatto scattare anche delle ordinanze, che poi magari ne parleremo un po' più approfonditamente, proprio perché la piovosità media registrata, soprattutto nel nostro territorio, parliamo del territorio della Regione Veneto in modo particolare, ha evidenziato una carenza di circa 300 mm di pioggia. Questo ha generato sicuramente una siccità elevata, soprattutto nelle prime settimane dove l'agricoltura di aprile, soprattutto questo è il periodo, dove l'agricoltura stava cominciando a coltivare in campagna le colture. La criticità idrica si è dimostrata in maniera molto elevata, ma soprattutto a fianco di una criticità di campo abbiamo avuto una mancanza di risorse proprio nei fiumi. Questo dovuto a uno scenario molto più complesso, è uno scenario soprattutto nei bacini di montagna, i bacini famosi di ricarica, dove i fiumi traggono le proprie risorse. Il manto nevoso era quasi assente. Certo, sappiamo tutti come è andata la stagione. Era, insomma, la stagione, ma in particolar modo nell'asta dell'Adige si è evidenziato questa notevole carenza di nevosità, di manto nevoso, diverso per esempio da quello che è capitato in Lombardia e in Piemonte, dove negli ultimi mesi dell'anno, forse già a gennaio-febbraio, il manto nevoso ha recuperato notevolmente. Certo. Parliamo di qualche metro, non di centimetri. E questo ha garantito delle risorse importantissime che vanno poi a scaricare acqua nell'asta del fiume Po. Ritorniamo nel nostro bacino, quindi nell'arco dell'Adige, le risorse montane sono molto scarse, ancora oggi risultano essere scarse e quindi il fiume che vive oggi di una pausa di crisi, in quanto in montagna qualcosa si sta rilasciando dai bacini degli invasi idroelettrici. Le derivazioni a valle durante l'asta del fiume sono praticamente ferme perché l'agricoltura oggi non necessita, in quanto è piovuto, certo. E quindi stiamo in uno stato di normalità apparente. Però si aspetta, no, di capire che cosa succede, perché lei mi spiegava che è vero che ha piovuto, ma se adesso smettesse di piovere non è cambiato così tanto la situazione. Il problema sono le risorse invasate a monte, mancando risorse di scioglimento della neve che in questo periodo si scioglieva e quindi avendo degli invasi montani, qua parliamo degli invasi che alimentano il fiume Adige, che sono in provincia di Trento e di Bolzano, quindi siamo fuori regione, sì. Quindi ognuno poi ha le proprie autonomie. Chiaro. Va bene. E queste risorse, essendo molto scarse, perché a 20 giorni fa avevamo i bacini più importanti, tipo quello di Santa Giustina, praticamente al 16-20% della propria capacità di invaso. Praticamente era un invaso con pochissime risorse. Certo. L'Adige deve far defluire a mare almeno 80 metri cubi di acqua per impedire che il mare risalga, e quindi avremmo una risalita del cuneo salino fino a chilometri dell'entroterra. E questo cosa comporterebbe? Comporta che i terreni vengono
vengono pian piano sterilizzati dal sale, non si può più prelevare acqua irrigua, gli acquedotti che pescano acqua in quel territorio verrebbero bloccati e soprattutto metteremo il territorio in una situazione proprio di altissima criticità, perché il sale non solo inquina il terreno ma inquina anche le falde sotterranee. Quindi insomma una situazione gravissima, di ulteriore gravità. La corrente e quindi il minimo deflusso vitale è vita del fiume, perché deve garantire il suo deflusso a mare, proprio per impedire questa risalita. L'Adige è arrivato dagli 80 metri cubi, che è la media, o meglio il minimo che dovrebbe tenere, a raggiungere 30 metri cubi di deflusso a mare. Le foto che abbiamo visto in questi giorni circolare un po' dappertutto, alcune le abbiamo viste anche noi, evidenziano lo stato del fiume nel periodo tra il 20 di aprile e il 26-27. Dopodiché le piogge hanno attenuato un po' questa situazione, soprattutto perché le derivazioni irrigue hanno smesso di prelevare acqua dall'Adige. Derivazioni irrigue che sono state per ordinanza del Presidente... Ecco, stiamo vedendo adesso qualche foto. Per ordinanza del Presidente della Regione Zaia, sono state ridotte nell'asta del fiume Adige. Questa è un'immagine a Lusia, a Rovigo. Penso che era nella settimana tra Pasqua e il 20 di aprile, 25 aprile. L'Adige era in queste condizioni. L'Adige non è il Piave, che può essere in queste condizioni in qualche periodo dell'anno. L'Adige è un fiume che deve trasportare acqua da monte a valle costantemente, mediamente supera i 100 metri cubi di portata. Questo è un Adige praticamente, possiamo dire, morto. Non è possibile che l'Adige rimanga così più di qualche giorno, perché se no devono scattare situazioni di grave calamità e di crisi idrica altissima. Una grave calamità che per ora è stata scongiurata, però insomma c'è stato un momento in cui stava per essere dichiarata, no? Se non sbaglio. Qualche giorno prima delle prime piogge, delle ultime piogge, in realtà l'Adige, sull'asta dell'Adige, l'osservatorio istituito presso l'autorità di distretto dell'Alto Adriatico, che è una realtà recente, tra l'altro. Che è una realtà recente costituita quest'anno, che raggruppa le 3 regioni del nord-est e che ha competenze su tutti i grandi fiumi della nostra regione e che deve vigilare sullo stato di criticità idrica, stava emettendo il bollettino cosiddetto di criticità elevata. E da qui vuol dire far scattare misure di emergenza. E lì cosa vuol dire? Che diventa anche... Deve essere garantito solo l'uso idropotabile, tutti gli altri usi vengono sospesi. Quindi se nell'asta del fiume Adige, come c'è nel Polesine, ci sono derivazioni idropotabili, sono le uniche che devono essere garantite, perché è fini umani. Dopodiché c'è l'uso irriguo e poi tutti gli altri usi. Quindi in carenza assoluta di risorsa, come era l'Adige in quei giorni, l'unico uso era quello idropotabile. Quindi vuol dire che se scattava l'ordinanza era di totale divieto di prelevare acqua dal fiume per garantire esclusivamente gli usi idropotabili. È logico che la pioggia di questi giorni si è dimostrata, poi le immagini che stanno scorrendo lo stanno evidenziando, stanno dimostrando che le piogge che si sono generate in questi giorni hanno rovesciato la medaglia in qualche zona. Qua siamo nell'alto Trevigiano, praticamente vicino a Vittorio Veneto. Abbiamo dovuto far intervenire il consorzio di bonifica per laminare le piene e invasare acqua in cave di laminazione, in bacini, perché sennò allagavamo dei comuni. Quindi capite bene che i cambiamenti climatici li possiamo... Ecco, questa è un'ex cava destinata e adibita dal consorzio di bonifica a cassa di espansione. È stata riempita per evitare che i comuni a valle, parliamo di Cordignano, sotto Vittorio Veneto, praticamente venissero allagati. E questa diventa anche preziosa, no? Questa non è che diventa preziosa, perché è acqua sì che si potrà utilizzare, però in realtà per fortuna non sono grandissimi volumi invasati, servirebbero qualche ora per irrigare i campi, però comunque a disposizione è risorsa che possiamo contenere. Il problema, ecco, della crisi idrica è un problema rinviato, o meglio, per i bacini del fiume Piave, del fiume Brenta Bacchiglione, la fortuna che nei bacini di ricarica a monte è piovuto parecchio, i laghi si stanno riempendo, a valle la risorsa non viene richiesta dagli agricoltori perché la piovosità sta praticamente mantenendo le culture in uno stato vegetativo buono. Il fiume Adige è in uno stato di normalità apparente
perché la criticità potrebbe manifestarsi fra una settimana o 10 giorni, nel momento in cui la stagione si riapre, le temperature salgono, l'irrigazione comincia ad aver bisogno, l'agricoltura, di acqua per irrigare, gli usi idropotabili devono essere garantiti e le risorse a monte, ahimè, sono ancora quelle che dicevamo prima. Sono ancora quelle, salvo aver invasato quella pioggia che in questi giorni è venuta anche in montagna. C'era stata un'altra pessima annata, no, nel 2012, ma questa, se possibile, è peggiore? Il 2012 è stata un'annata, cioè che differenzia il 2017 dal 2012 o dal 2003 sono le risorse nivali montane, che in quei casi la siccità è una siccità molto importante a valle dovuta a scarsa piovosità, a temperature molto alte, però e quindi a maggiori richieste di risorsa di prelievo. Però non è che noi possiamo prelevare risorsa all'infinito, preleviamo X metri cubi di risorsa concessa. Certo. L'agricoltura in quei momenti aveva necessità assolute di avere quantità immense di acqua per sopravvivere, non ce n'era e l'agricoltura va in crisi. Ed ecco che allora il comparto agricolo soffre la siccità. I fiumi erano in uno stato di condizione di criticità lieve ma comunque sopportabile, ma la montagna garantiva quelle risorse anche per lunghi periodi, perché certo, quando abbiamo neve in montagna con manti nevosi accumulati nei mesi di gennaio, febbraio o dicembre, è una neve che poi si scioglierà a giugno o a maggio, quindi è una neve che viene mantenuta perché si ghiaccia. certo, quindi insomma qualcosa poi arriva. No, è quella che mantiene costante quegli afflussi necessari a mantenere i bacini, che poi sono diventati bacini idroelettrici, ma sono bacini irrigui, costruiti a monte proprio per garantire la risorsa idrica. Parliamo del lago di Santa Croce, parliamo nell'Arco del Piave, parliamo del Cadore, parliamo del lago Mis, del Corlo, cioè sono tutti laghi montani per quanto riguarda il Veneto. Poi di che ci spostiamo in Trentino Alto Adige, che dicevamo prima. I bacini montani artificiali regolati dell'Alto Adige e del Trentino regolano il fiume Adige. E quindi la risorsa dell'Adige viene accumulata in quei bacini. Quindi c'è una specie di conflitto di interessi, cioè ognuno pensa, ecco, immagino... L'intervento dell'osservatorio in questo anno, che è diventata cabina di regia proprio per le emergenze e le crisi idriche, sta iniziando un percorso diciamo molto virtuoso, perché ha prodotto già dei risultati, di rapporto fra le varie amministrazioni. E quindi in questo caso... Perché è chiaro che chi prima arriva meglio alloggia, no? Si dice. Se... Chi ha l'acqua e soprattutto ce l'ha dall'alto pensa sempre di trattenerla e che l'acqua sia solo sua e non pensa che a valle qualcuno deve averne anche un qualche litro. Sta di fatto che in questi giorni di emergenza qualche titolo di giornali, soprattutto in Trentino l'abbiamo viste, dove il Veneto vuole la nostra acqua, cioè sono dei titoli che danno molta chiarezza, fanno chiarezza su quello che è poi quando manca la risorsa, il conflitto certo, che si può generare in una regione come la nostra, ricchissima d'acqua, dove invece il problema è governarla bene, certo. Perché l'Adige evidenzia quest'anno una grande crisi, perché l'Adige è sempre stato, da sempre, un grande fiume generoso, ha delle riserve nivali a monte importanti, di grandi bacini di contenimento, è un fiume che raccoglie acqua da più parti e quindi molto spesso, essendo generoso, non ha mai avuto questi problemi. E allora cosa è successo? Che dall'Adige abbiamo sempre prelevato acqua, forse abbiamo prelevato e concesso di prelevare troppo, senza preoccuparsi invece di infrastrutturare l'Adige affinché a valle sia garantito un certo deflusso che impedisca al mare di risalire attraverso degli sbarramenti. Perché, ripeto, noi gestiamo delle barriere antisale sul fiume Adige che impediscono il mare di risalire. Certo, e di ci vorrebbero strutture più importanti e nuove, ormai sono datate. I potabilizzatori bisognerebbe trovare delle soluzioni diverse, invece di prelevare acqua nel Polesine, di far arrivare attraverso altri sistemi da monte e così via. L'Adige avrebbe bisogno oggi di essere bacinizzato per alzare un po' i livelli. E quindi che cosa, parlando insomma noi che non sappiamo, non certo, mastichiamo la materia, che cosa bisognerebbe fare lungo l'Adige? Andrebbe infrastrutturato, cioè nel senso andrebbe migliorata la gestione del deflusso dell'acqua, quindi trattenendola un po' di più con delle traverse, quindi dei piccoli sbarramenti, una sbarriera antisale a valle proprio sul mare che impedisca il risalito del flusso e quindi possa garantire anche con portate
piccole, certo, che il mare comunque tu lo blocchi e quindi non lo fai risalire. Che il mare non rientri, e questo è importantissimo, e dopodiché c'è necessità di infrastrutturare, questo vale per l'agricoltura, quindi andiamo in campagna, fuori dal fiume, infrastrutturare gli impianti irrigui perché consumino meno acqua, perché utilizzino meno acqua. Perché adesso come funziona? Perché in tantissime aree, soprattutto le aree di alta pianura, sopra la linea delle risorgive, perché si sa che nel Veneto abbiamo questa linea delle risorgive dove a monte abbiamo terreni molto ghiaiosi dove l'acqua penetra nel sottosuolo, certo. Scorrendo verso valle trova degli strati argillosi impermeabili e l'acqua risale. L'irrigazione a monte permette di alimentare tutti i fiumi di risorgiva a valle. Il tipo di irrigazione storicamente effettuata nelle aree a monte, molto ghiaiose, che partono da Verona, dalla pianura veronese e vanno fino al Piave, a Treviso, sono irrigazioni per scorrimento, dove usiamo notevoli quantità di risorsa per allagare i campi. Questo oggi uno spreco. Ecco, non è uno spreco perché mi alimenta le risorgive. No, diciamo che potrebbe essere gestito. Il problema è che dovremmo riconvertire gli impianti irrigui attraverso degli impianti molto più efficienti, in pressione, tubati, che portano acqua alle aziende direttamente, non per sommersione, ma attraverso la goccia o attraverso nuovi sistemi. Quindi utilizzare meno acqua. Quell'acqua lì lasciarla nel fiume. Però è altrettanto vero che se noi riconvertiamo tutti questi impianti, abbiamo a valle un problema ambientale, perché le risorgive morirebbero e metà Veneto non avrebbe più l'acqua di risorgiva. Parliamo di fiumi come il Sile, lo Zero, fino ad andare nel Veronese con il Tartaro. Quindi sono tutti fiumi che qualcuno di quei territori conosce come fiumi, certo. Però in realtà l'acqua quelli lì non ce l'hanno. È acqua derivata da un sistema a monte di infiltrazione dell'acqua che poi penetra e risale. Questo sistema è unico in tutto l'arco pedemontano delle Alpi, che va dal Veneto fino al Piemonte. È un sistema anche fragile, no? È un sistema che però è così regolato nei secoli perché genera un flusso, un circolo di acqua sotterranea che ha generato questo territorio. Ma questi, per esempio, queste strutture che si potrebbero, chi dovrebbe farle? Beh, è inevitabile che il problema delle infrastrutture si collega al problema delle risorse. Oggi non ci sono risorse. Lo Stato non ha risorse né la Regione per investire, almeno così dai bilanci, per investire in opere infrastrutturali importanti. Però voglio dire, se facciamo le corna, arrivasse a una situazione come quella che è stata prospettata prima da lei, allora i costi... Sarà obbligatorio, però dobbiamo sopportare le crisi prima. Però dico che i costi sarebbero molto più elevati, no? Rispetto Non sarebbero più elevati, io ritengo che se la crisi... Dico rispetto alle conseguenze, non alla... Se la crisi idrica permaneva, i danni che si generavano al comparto agricolo erano sicuramente 10 o forse 20 volte superiore ai soldi che potevano servire per infrastrutturare completamente un territorio. Perché parliamo di centinaia di milioni di euro, perché infrastrutturare oggi un bacino come l'Adige sicuramente necessita di qualche centinaio di milioni di euro, ma non si fa in un anno, si farà in 10 anni. Chiaro. Nel frattempo, però insomma, bisogna anche avere delle prospettive, no? Il problema grande è che ad oggi, come anche stiamo assistendo per altri tipi di investimenti sulle opere idrauliche, si attivano misure quando capitano le emergenze, come nel 2010 dopo l'alluvione, dopodiché nel giro di qualche anno ci dimentichiamo che questo è avvenuto, le risorse cominciano a diminuire e le infrastrutture non si fanno più. Siamo sempre lì a tappare un po' i buchi, no? Però... questa è una situazione che... Non abbiamo mai la visione di insieme come hanno paesi, tipo l'Olanda, insomma paesi magari che sono stati anche bersagliati in quel caso da alluvioni, ma che sono stati lungimiranti, hanno pensato facciamo adesso, iniziamo a fare le cose, ci mettiamo 10, 20, 30 anni e poi però... Certamente. Perché il problema è che ci dimentichiamo in fretta, salvo poi quando ci serve, perché lei citava giustamente il titolo dei giornali trentini, la nostra acqua, no? Poi in realtà l'acqua non dovrebbe essere di nessuno e quindi di tutti. Quando è tanta nessuno la vuole e quando è poca la vorrebbero tutti, però è un problema sicuramente di gestione del territorio. Aspetti, perché continuiamo dopo la pubblicità. Grazie. 2 minuti.